Con Fabio Cappellano siamo al Piacere. ristorante Il Limone, Il Limone, che si trova dove? nella città di Brera. Voglio precisare, è un negozio di gastronomia, quindi è un negozio di vendita al dettaglio, gastronomia e ristoro. Però qua dietro questo punto c'è una bella storia che ora Fabio ci racconta, ovvero intanto questo è uno di quanti sono in tutto il In questo momento sono 8 punti di vendita, di cui 3 in proprietà e gli altri sono invece associati. Tu sei arrivato qua a 18 anni. Sì, nel 1987 sono venuto qui in Olanda per diventare ingegnere e mi sono trasferito nella città di Delft, dove c'è quindi l'università per fare ingegneria. E niente, quindi poi strada facendo sono rimasto bloccato nella città di Delft perché ho sposato un olandese e mi sono ritrovato dopo un paio di anni a essere impiegato statale, quindi per lavorare per il governo olandese. È nata anche la mia prima figlia, Chiara, e lì è nata questa idea perché ho avuto una crisi esistenziale, perché non ero venuto in Olanda per fare l'impiegato statale, sposarmi e fare i bambini, e quindi ho dovuto trovare un nuovo percorso per la mia esistenza, visto che non ci potevamo trasferire in Sicilia perché mia moglie non voleva a quei tempi. Ho iniziato questo percorso della gastronomia. E questa è una gastronomia perché è un punto vendita che diventa gastronomia, che diventa luogo di asporto. Spiegaci un attimo, tu mi dicevi l'altra volta, sono luoghi piccoli perché agli olandesi piace questa nostra capacità Sì, di... devi trasmettere comunque un'emozione, un'esperienza, e quindi giustamente il posto, essendo piccolo, riesce a dare quell'attenzione al pubblico olandese e fare conoscere tante storie di tutte quelle specialità che l'Italia può offrire, da un formaggio, da un salume, da un vino, da una pietanza. Poi i nostri punti di vendita sono importanti perché sono proprio dei piccoli centri italiani, cioè uno entra, c'è subito la caffetteria, poi abbiamo un'esposizione di frutta e verdura, quindi qui in Olanda porto per esempio anche le patate italiane o i pomodorini, e qui in Olanda ne producono tantissimo, però è anche bello fare conoscere il nostro prodotto, o l'arancia rossa, oggi abbiamo per esempio anche le arance rosse, no? Il sanguinello, e poi niente, cuciniamo cucina tradizionale italiana usando la frutta e la verdura di stagione, e queste pietanze che noi produciamo, che noi cuciniamo, le offriamo sia per la sala di degustazione, quindi per il ristoro, ma anche per da portare a casa, o con il delivery li portiamo anche a secondo degli ordini nelle case di chi ordina. Com'è stato ambientarsi qua in Olanda? All'inizio diciamo è stata un'avventura perché essendo anche giovane poi magari uno guarda l'approccio in un'altra maniera. Al momento professionale diciamo è stato un percorso che nella cultura olandese si dice quello che il contadino non conosce non mangia, quindi c'è stato un lavoro molto lungo per far conoscere il prodotto, quindi far assaggiare, spiegare tutta la storia del prodotto, perché viene fatto in quelle condizioni, eccetera eccetera. Raccontavi che quando sei arrivato proporre la pasta col finocchietto era un'impresa. Per esempio, uno dei salumi che loro pensavano che io non potessi mai vendere era la finocchiona, proprio col finocchietto. Adesso invece uno dei salami più venduti è la finocchiona. Il discorso del finocchio l'abbiamo fatto poco fa, adesso la pasta con le sardi possiamo incominciare a farla conoscere. Sì. Ti manca la Sicilia? Certo che manca la Sicilia. Quello che manca della Sicilia, oltre al clima, è tutta quella parte diciamo di stare insieme a tavola e di godersi la vita, che qui in Olanda purtroppo i ritmi sono molto alti e quindi si corre e c'è poco tempo a disposizione per godersi quei piccoli momenti che una giornata può offrire. Però tu sei un esploratore, sei partito, hai vissuto fuori, hai costruito la tua vita fuori. Cosa ti sentiresti dire a un giovane oggi in Sicilia? Di apprezzare la sua terra, di apprezzare il suo mare, di apprezzare tutto quello che ci è attorno, perché è un tesoro immenso, è qualcosa che sottovalutiamo troppo spesso. Io quando dall'Olanda vengo in Sicilia vedo delle cose incredibili, pazzesche, di grande valore, e vedo che quelli che ci vivono non riescono ad apprezzarlo, è brutto questo. Quindi apprezzare dove cresci, dove sei, cosa sei, è qualcosa di molto importante, e i miei figli lo sanno. I tuoi figli sono coinvolti nell'impresa? Ci sono riuscito, non è stato facile. La moglie non è che mi ha aiutato, però giustamente fare conoscere la Sicilia come terra, come cosa, ma anche come educazione, come cultura è importante. E su questo sono stato molto fortunato. Grazie. Prego.